Splendido scenario quello che offre Scomigo di Conegliano. Monti e colline circostanti sono innevati. Il cielo è da cartolina. Azzurro, terso, non ammorbato dai veleni cittadini, dalle nebbie della bassa nostra sede di lavoro. Questi sono posti benedetti da Dio. L'economia tira, si mangia e si beve bene. Le donne sono splendide, dolci e ubertose sono le campagne pregne di vino, e c'è pace, e c'è tanta pace. Non sembra nemmeno che a qualche centinaio di chilometri di qui si stiano scannando in un'assurda guerra. Giovani di un'intera generazione si stanno immolando per il petrolio. Ma qui, per il 41esimo trofeo Garinei, classica di chiusura del cross nazionale, non si sono dimenticati la barbarie di una guerra, tecnologica finché si vuole, una sorta di wargame televisiva, ma nella quale si muore per davvero. Gli organizzatori hanno pensato bene di farci meditare tutti per un minuto di silenzio e di raccoglimento. Il percorso si snoda tra i vigneti dell'azienda Antica Quercia Spumanti. La corsa cade 6 giorni dopo i campionati italiani, disputatisi non molto lontani di qui, a Corva di Azzano Decimo. Si corre quindi anche per le doverose rivincite. Il terreno è pedalabile. Partono, come solito, prima allievi e juniores. Ricordato che non c'è Elvis Zucchi, apprestiamoci a goderci l'ultima kermesse veneta della stagione. Michele Zanella, che corre praticamente in casa, deve vendicare l'affronto di Gianni Rivera, non l'ex Golden Boy del calcio italiano, ma il nuovo campione italiano laureato a Corva del 10. Il ragazzo, che vive in Belgio, ha vinto a sorpresa il titolo e Zanella vuole dimostrargli che il migliore al momento è lui. E si porta subito in testa. Dopo la prima tornata ha già distanziato di 20 secondi Moi, Gretter, Riva, De Gasperi, e Zamprogna ha già un primo e 34 secondi. Più aperta la battaglia tra gli allievi. Mauro Bartoli ha appena qualche secondo su Imer Brisotto. Anche il sacilese ha qualche motivo per masticare amaro. Secondo giro. Mentre Gretter mantiene inalterato il suo svantaggio su Zanella, Rivera, con De Gasperi, Moi e Vigliato, è già a 38 secondi, Mauro Zamprogna a 1,04. Nel giro successivo le cose non vanno meglio per gli inseguitori. Gretter perde altri 10 secondi, Moi, De Gasperi e Rivera transitano con ritardi maggiori. Quarto giro. Zanella, Gretter a distanze immutate, Moi, De Gasperi e Rivera sempre più distanti, mentre l'allievo Bartoli riprende l'accoppiata junior Vigliato-Zamprogna. Ma intanto Zanella imprime una maggior spinta e Gretter perde ulteriore terreno. Zanella vince a mani basse. Michele Zanella, peccato che non siamo a Corva d'Azzano Decimo. Peccato sì, perché oggi mi è andata molto bene. Sono arrivato con oltre 2 minuti di vantaggio sul secondo e 3 minuti sul campione italiano Gianni Rivera. È un vero peccato perché domenica lui è stato fortunato perché ha trovato il suo percorso. Bastavano 200 metri di più a piedi e 2 o 3 ostacoli in più e di sicuro l'ordine d'arrivo cambiava. Anche per Mauro Bartoli, vittoria a briglia sciolta. Un bis a distanza di 6 giorni. Sì, ho vinto gli italiani e questa gara qui, riuscendo a vincere tutte e 2 queste gare, e sono molto contento. Non giunge un po' tardi questo finale di stagione? No, va abbastanza bene. Per la prossima? Ma non so dove andrò a correre, però andrà bene. Andrà bene comunque? Sì, sì. Sul palco di Scomigo, un grande campione di qualche anno fa. Sono venuto a vedere uno dei ciclocross più importanti, più belli della stagione crossistica, e tra l'altro abbiamo anche dei nostri corridori della nostra squadra, quindi sono venuto un po' a visionare come va la preparazione. I mondiali incombono? Sì, ci sono questi mondiali, però diciamo che non conosco né il percorso e né quali siano le difficoltà principali di questo mondiale di cross. Comunque speriamo che qualche italiano in campo dilettantistico e professionistico possa ottenere qualche buon risultato. Qualche chance? Ma penso che se il ciclocross si muove bene come si è mosso in questi ultimi tempi, penso che fra qualche anno potremmo avere anche qualche buon elemento nelle prime posizioni.
e c'è anche il campione del mondo dilettanti di oggi, Mirko Gualdi. Sul duro percorso, reso ancora più ostico da una rampa finale, c'è il commissario tecnico Franco Vagnier. Occhi quanto mai puntati sugli azzurrini in vista del mondiale di febbraio. Ancora un minuto di silenzio per lo scempio che sta avvenendo in Golfo Persico e poi partono oltre 40 tra dilettanti e professionisti. Grego e Coberna subito in testa. Subito dietro Van den Abele, Pontoni, Tosi, Del Grande. Coberna, Pontoni, Bilato, Greco nell'ordine sotto lo striscione a conclusione del secondo giro. Nel giro successivo si cambia, vanno in testa il campione italiano Daniele Pontoni e il ceco Pavel Kmarda. Bilato, Greco, Tosi fanno sentire il loro fiato sul collo dei capi in testa, ma non trascorre che un giro, in quanto il corridore di Variano di Basigliano si scrolla di dosso Kmarda. Posizioni di rincalzo, Biliato, Greco, Van der Abele, che ha rilevato Tosi. Quinto passaggio, Pontoni accelera e mette su Kmarda 15 secondi, Damiano, Greco e Gabriele Bilato a 39 secondi. Van der Abele incalza il duo silvellese Servitalia e Tosi è nei pressi. Gli altri sono tutti sopra al minuto. Pontoni macina metri e avversari. Il vantaggio si dilata. Al sesto giro Pavel Kmarda ha 32 secondi. Greco, Bilato, Van den Abele sono ad un primo esatto. Daniele Pontoni sta onorando come meglio non potrebbe la sua terza maglia tricolore, dimostrando che sul prato asciutto, oggi come oggi, in Italia non ha rivali. Sarà lui il nostro alfiere dei dilettanti ai mondiali. Quint'ultimo giro, 45 secondi fra primo e secondo. Van den Abele e il belga David Schonacher sopravanzano Bilato, mentre Greco perde il treno. Ancora un giro. Pontoni si prende un margine di 54 secondi su Kmarda. Bilato è terzo, Greco quarto, Van den Abele quinto. La corsa è ormai decisa. 3 giri al termine. Pontoni non si limita a vincere. Il cecoslovacco ha ormai un minuto. Si lotta solo per la terza piazza. Bilato si scrolla di dosso Van den Abele e Greco. Il corridore di Meianica di Catoneghe ha un primo e 30 secondi da Pontoni. Ed ora non rimane che attendere l'arrivo. Daniele, adesso lo facciamo un pensierino ai mondiali? A 15 giorni e quindi il mondiale è ancora lontano. L'importante però è stare bene fisicamente, cercare di non prendere qualche malanno, poi tutto quello che viene ai mondiali è buono perché io mi sono preparato accuratamente con puntiglio quest'anno e quindi spero di fare bene al mondiale. Comunque non ci penso, ancora non ci penso, rimarrò tranquillo anche fino al mondiale, fino all'ultimo giorno, il resto poi se sto bene ci penserò quel giorno. Gabriele, e meno male che non stavi... No, certamente il quarto posto non è da buttare via in questa prova internazionale, anche perché davanti a me sono arrivati dei campioni e anche dietro. Comunque in perfette condizioni fisiche potevo almeno arrivare terzo o anche secondo, sono cose importanti da fare a Biago. Spero di aver conquistato la maglia azzurra, comunque sono contento dei miei risultati, spero di continuare così. Conquistando la maglia azzurra ce la farai a guarire da questo malanno? No, questo non dipende dalla maglia azzurra o no. Ai mondiali mancano ancora 2 settimane e adesso cercherò di guarire questo piccolo problema che mi sta dando fastidio. E Pontoni fin dalla partenza ha accelerato e ha voluto tastare il polso ai suoi avversari, anche se attualmente di avversari non ne ha molti, soprattutto erano forse i belgi e i cecoslovacchi che ha trovato oggi qui. Ha fatto il vuoto fin dai primi giri e dietro di lui si sono coalizzati i 2 corridori della Silvellese e Mazzorato che sono riusciti ad arrivare per molti giri assieme, poi dopo, visto che Bilato aveva qualcosa in più, è riuscito a precedere Greco e forse una delle poche volte che Greco si fa precedere dal suo compagno di squadra Bilato, anche se Bilato è degno di considerazione per quello. E alle spalle di questi 2 corridori della Silvellese quello che si è messo più in mostra per la sua continuità e regolarità è stato Dal Grande, che è riuscito nel finale a avvicinare molto i corridori che lo precedevano. Petrucci, i mondiali si avvicinano e gli azzurri mi sembrano in ottima forma. Sì, senz'altro, in prima fila vedo Pontoni, poi anche Margot lo vedo molto bene.
Comunque credo sia una grande annata e il 91 porterà del bene al ciclismo italiano come nel 90 agli stradisti. Armando, in questo splendido scenario si conclude quindi una stagione crossistica del Triveneto. Beh, bella gara oggi, devo dirlo, perché abbiamo avuto un bellissimo pubblico, non ci pensavo, perché dall'anno scorso che il Garinei si svolge qui nell'azienda agricola Antica Quercia, e sono contentissimo perché l'organizzazione è filata nel miglior dei modi. Devo ringraziare Petrucci e Sergio Mason, con di più tutti gli atleti che hanno partecipato, e in particolar modo Pontoni che ha vinto, perché meritatamente ha vinto su un percorso credo che sia un percorso degno del vincitore, è un percorso duro e durissimo. A forza di saggiare gli stranieri, i nostri papabili azzurri hanno qualche chance in più per i mondiali? Ma io penso di sì, perché anche oggi il secondo arrivato, Pavel Kamerda, è un ragazzino giovane, ha 22 anni, un ragazzo che va abbastanza bene, anzi 10 giorni fa ha vinto il titolo nazionale cecoslovacco davanti a Radomir Simonek, e credo che battere Simonek al giorno d'oggi sia una cosa un po' non una cosa da tutti i giorni. Il nome che portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri, con polizia e carabinieri siamo là.